Eccoci qui per la partita valente anche la semifinale tra Legnaro e Milano Under 18. Al commento tecnico Oro Gabriel e Leo Lazzari. Qui vediamo una partita incredibile, molto bella. Abbiamo visto la finale di Coppa Italia tra loro due con vari colpi di scena, un gol un secondo dalla fine che poteva portare il Milano alla vittoria, invece di Albanti ha continuato ad andare agli overtime e quindi niente, qui c'è il capitano Gabriele Marchette che deve venire qua a parlare. Qui vediamo il saluto tra le due squadre. Qui vediamo appunto i due capitani, da una parte Gabriele Marchette e dall'altra Bellio. Se c'è qualche problema con le reti, saluto, qui stanno la mano, pronti per questa partitona. Ora avvengono gli urli delle due squadre. E allora vedremo chi sono le prime due linee, perché beh, sicuro da una parte Gabriele Marchette, probabilmente anche Luigi Torres, Cesana e Albanti Mattia. È schierato in porta Angelo Kevin Bonsu, un gran portiere anche lui. Dall'altra parte vediamo Martinez, Mariani, Bellia e Grandelli. Quindi fanno partire in seconda linea sia Quartucci sia Novara, Visaiana e pure Brando. Chissà quale sarà la strategia di Cech. Il portiere per Milano, Gallivanone, tantissima esperienza anche in nazionale, gran portiere. Vediamo l'ingaggio, Cesana contro Grandelli. Vince Legnaro, Cesana all'ingaggio. Indietro il disco con Torres. Ovviamente devono studiarsi le due squadre a inizio partita. Difficile prendere subito una decisione. Però arriva l'uscita a trenino con Marchette. Disco per Albanti. La Cesana, attenzione, può prendere un buon tiro. Passaggio. Mamma mia. Cosa si è mangiato Marchette, Gabriele. Inizio partita può essere anche capibile come cosa. Torres, impostare l'uscita con Cesana. Sempre lui va a prendersi un buon tiro. La parata di Gallivanone. Un buon tiro soprattutto anche per il rimbalzo con il Cesana, che girano sempre con due fasce per andare a rimbalzo. Legnaro gioca tanto su questo.
Tanto sistemando il casco Gallivanone. Sesana vince l'ingaggio. Sesana indietro per Torres, pressato da Martinez, però giustamente dietro porta. Subito l'uscita con Marquette, doveva cercare il drop per Sesana ma non è venuto. Sesana va a prendersi spazio incredibile, dietro il disco ancora, stavolta Albanti ultimo uomo. Avrà il cambio delle linee Legnaro ed entra De Angelis, Leonardo, Marquette, Mattia, Guerriero. Ancora con Albanti in campo, in possesso del disco, indietro. E andrà a cambiare probabilmente anche Albanti. Ed entra Sassoli Alessandro. De Angelis indietro col possesso disco. Posta l'uscita De Angelis per Sassoli. Arriva Quartuccio, un ottimo giocatore 2010, va a prendersi spazio. Buono la discesa, però De Angelis riesce a fermarlo in qualche modo, sapendo pur che Quartuccio è un ottimo giocatore anche in attacco, in difesa, dappertutto, completissimo. Indietro il disco per Bellia. Va il cambio delle linee Milano. Sesana pronto all'eventuale uscita di Milano con Visaiana dietro porta. Ora va il solito Brando, sempre lui, fare l'ultimo uomo, bravissimo a gestire il disco. Quartuccio gira, anche Novara. Novara il drop per Brando, pressato bene da Guerriero, attenzione. Riesce comunque a tenere il disco Brando. Novara stavolta. Attenzione che è passato dietro porta da Marquette, che è sempre bravo a pressare anche lui. Tanta grinta. Novara, buona sterzata. Attenzione, è passato da 2, quindi si libera lo spazio per Visaiana. Poteva esserci la superiorità numerica grazie allo scatto di Brando. Qui Visaiana, dotato di un ottimo dribbling, va a prendersi spazio. C'è Quartuccio, solo prende il tiro per il rimbalzo. Attenzione alla ripartenza con Sesana, 3 contro 2. Può vedersi il tiro Sesana. Golazzo! Pazzesco Sesana, ottimo tiro, dotato di un super tiro Sesana. Questo è il set incredibile. Abbiamo visto che Sesana quando tira è molto pericoloso, ragazzi. Ha sempre dimostrato anche in finale Coppa Italia con un Sesana va a prendersi il disco dietro porta, va a puntare con la sua anche velocità, ma Albanti intralcia la discesa, però il disco è in possesso, quindi non ci sono ancora problemi. Marquette va a prendersi spazio, torna indietro saggiamente. Ancora Marquette, rischio però qua, so che molla il disco. Infatti viene pressato bene e lo dà a Sesana, che ovviamente lui viene sempre quasi raddoppiato, però si liberano spazi sopra. Sesana salta il primo uomo, dietro il disco, bene. Albanti ancora indietro il disco per Torres. Torres prova da solo in mezzo a 3, scivola. Tanti cadono là, è una parte di campo molto messa male secondo me. Tutti cadono là, fatalità. Il tiro, bravo Bonsu, reattivo come sempre. Ottimo pressing di Grandelli e butto in disco indietro, perciò c'è Albanti che è rimasto alto. Torres va ad aiutarlo. Albanti in rim verso Sesana, che perde il disco. Attenzione Grandelli, però c'è Marquette che non sta dietro ma prova
a impensierire. Attenzione, un buon dribbling, Marchetti, incredibile. Fermato, però c'è un buon ribalzo, il tiro, Gaglivanone ci mette la stecca. Da parte Bulgheroni, fermato. Mattia Marchetti, ricordo 2009. Attenzione, passaggio su, si può creare una superiorità numerica, 3 contro 2, De Angelis. Però adesso si crea un'altra superiorità numerica in 3 contro 1. De Milano, passaggio su, palo di Bulgheroni, incredibile. Ripartenza, alta superiorità numerica. Con Marchetti che invece va un delay e torna indietro. Bravo qui Marchetti a non continuare, a tornare indietro, a rimpostare sulle 1-0. Saggio Marchetti dentro la seconda linea di Legnaro. De Angelis ad impostare dietro. C'è Sassoli che si aggira contro l'ultimo uomo di Milano, che è attenzione, disco lanciato su, che Sassoli era distratto. Non si sono capiti i giocatori, attenzione, rischio qua, rischio di Milano che appunto recupera il disco Sassoli, che viene raddoppiato. Se dovesse riuscire a buttare il disco in mezzo, c'è il 2 contro 1 qua, con Guerriero e Marchetti. Però qua il disco è ancora libero, incredibile, con Brando che riesce a lanciarlo indietro. Attenzione, pressato Legnaro, sebbene su 1-0 pressa tanto ed dà significato che non ha paura di stare in difesa, di continuare ad attaccare. Prova a intimorire il Milano, ma qui ottimo Visagliana con tanta grinta. E sempre Brando a buttarlo indietro e Novara che va a gestire ora dietro porta. Legnaro va a cambiare, allora Novara ne approfitta e prova a creare un'azione pericolosa, un tiro ottimo, rimbalzo, gol assurdo. Sempre Visagliana che si aggira là e dà fastidio al portiere. Un ottimo screen, un ottimo taglio in mezzo e un ottimo tiro pensato da Novara. Uno a 1 quindi. A 12 minuti, a 13 minuti alla fine del primo tempo. Buon tiro di Novara che è stato molto pericoloso. Qui Quartuccio prova a conteggere, prova a pressare da solo Quartuccio e ce la fa. Attenzione, recupera un buon disco dietro porta del Milano, del Legnaro. Quartuccio ancora lui dotato di un ottimo tiro, quindi quando porta il disco vicino a una slot ci mettono la stecca, i pattini, di tutto per fermarlo. Novara riparte contro Sesana ottimo in difesa. Quartuccio perde il disco, scivola anche lui. Torres va indietro da Sesana e riesce a dare a Marchetti. Può crearsi un'azione offensiva, come ho detto, un 2 contro 1. Albanti però decide di accentrarsi da solo. Il passaggio in mezzo che era buono, ma si crea la superiorità numerica per Milano ora con Visagliana e Quartuccio. Visagliana il tiro deviato bene da Marchetti, un ottimo back. Attenzione qua, alta superiorità numerica Legnaro, fermato in tutti i modi Marchetti. Riparte Milano 3 contro 2 diciamo, però arriva un 3 contro 3. Passaggio in mezzo per Novara che bastava ci mettesse la stecca ed era gol, però non si aspettava. Poi si scontra il giocatore di Milano. Quartuccio coi piedi, incredibile, gioca pure a calcio. Martinez pressato bene dal Banti, un buon drop per Quartuccio che pressato da 2, attenzione se perde il disco lì. E ovviamente va a proteggerlo giustamente e saggiamente. Qua arrivano i suoi compagni a supportarlo con Bellia che combatte. Capitan Bellia. Quartuccio va a cambiare, entra Grandelli. Sesana alza lui, un buon dribbling, ottimo. Sesana 2, scarta 2 il tiro deviato giustamente, non può scartarne 4.
E va bene anche il supporto dei compagni Sesana, ma è la tecnica del Legnaro per segnare praticamente il tiro di Sesana e i rimbalzi delle due ali sono in campo. Marquette pressato bene da Martinez, Marquette ottima finta che va a saltarne 3, però viene fermato da Bellia che era il terzo uomo. Martinez butta dentro il disco con Bellia. Non mollano un secondo, continuano ad attaccare, difendere. Questa è una bella partita da vedere sicuramente, con Marquette che va dietro, può prendersi la velocità, Marquette punta. E prova a saltare 2, Martinez non riesce a fermarlo, Marquette, ottimo di lei che continua. E il tiro ottimo, e la parata anche di Gallivanone con la presina. Milano che va al cambio delle linee, mette di nuovo la prima linea in campo. Troviamo la solita prima linea di Milano che oggi gioca come seconda, però contro la prima sempre quella di Legnaro. Hanno sempre tenuto la prima linea a Legnaro, invece Milano la alterna un po'. Arriva qui, non sono bracci alzati per Torres, Quartuccio torna indietro. Il suo uomo è Marquette, Marquette su Quartuccio. Quartuccio che imposta il gioco. Andrà a puntare Marquette o tornerà indietro per Brando. Quartuccio, sempre Marquette e Quartuccio accoppiati, uomo. Albanti a Brando ovviamente, però cerca di raddoppiare Quartuccio, molto pericoloso. Passaggio per Novara che ce l'ha Sesana. Un ottimo blocco, attenzione, e può ripartire Quartuccio, può prendersi il disco. Mamma, il controllo non è dei migliori, peccato perché è un ottimo blocco qui. Non ho visto di chi, ma un ottimo blocco di Milano che va a prendersi un tiro. Quartuccio scoppiato con Sesana. Albanti va a dar fastidio anche Sesana. Ora deve fermare Quartuccio perché è un 2 contro 1 basso. Il passaggio in mezzo fermato da Torres che si sdraia. Ferma questo pack, però pensato da due giocatori. Novara ancora dotato di due ottime mani. Passaggio in mezzo per Visaiana. Il block di Sesana, Ettore. Punto Visaiana, molto pericoloso, chiamato il furetto da quelli di Milano. Un ottimo giocatore perché appunto è veloce in tutto, rapido, ogni rimbalzo è suo. Quartuccio prova il dribbling in mezzo a 3, lo perde Albanti. Punta qui. Prendono a diesco, può esserci un fallo, ma non ci sono bracci alzati. Quartuccio portare avanti il disco, salta Albanti, attenzione, c'è un passaggio buono per Novara, lo prende Novara, non riesce a controllarlo perché anche era alto, quindi ottima scelta comunque di Quartuccio di cercare Novara lì. Wow, ottimo, si smarca i giocatori Marquette, però perde il disco, ma torna indietro a Sesana che è bravo a gestirlo, con ottimi cambi di direzione. Si va a prendere ovviamente il contropiede Sesana da Marquette che ha spazio, e la parata di Gallivanone, ottima parata sul primo palo. Va a cambiare Milano, Marquette va a pressare giustamente, attenzione, cade, non c'è fallo. Marquette va dietro porta addirittura a pressare. Una parata di Bonsu. Vince l'ingaggio Milano con Sassoli che va a pressare forte. Anzi, va a prendersi un buon passaggio per Bulgheroni. E qua la parata di Bonsu col casco e quindi fermato il gioco giustamente. Attenzione a Milano che
in velocità sono veramente bravi. Mancano 6 minuti e 30 secondi, 1-1. Il risultato qui al Viale dello Sport di Legnaro. 6 tiri a 5. Qui sistema il casco Bonsu. Si va all'ingaggio con Grandelli contro Guerriero. Conteso, diciamo, però lo vince Legnaro, che può ora rifare il 2 contro 1. Vediamo De Angelis cosa fa. Il passaggio però, ottima difesa di Mariani. Qui cade De Angelis, forse spento, ma tutto regolare secondo gli arbitri. Belli a gestire il pack per Grandelli. Ma dietro porta a prendere un po' di spazio. Vediamo se De Angelis fa finta di pressarlo, però non sembra aver problemi il Milano in difesa. Disco su per Bulgaroni. Fermato, Guerriero può ripartire 2 contro 2. Passaggio in mezzo, Bulgaroni si distende e salva tutto. Parte Grandelli, prova la giocata, Marquette su De Angelis, fermato, ancora il disco per De Angelis. Passaggio in mezzo, Milano ci prova con tutto. Non ci sono falli, quindi tutto regolare secondo gli arbitri. Qui Bulgaroni può darla su, si crea un 2 contro 1 perso però. Quindi Guerriero va a ridare sul disco, il 2 contro 2, Marquette si smarca bene, può prendersi un tiro, la dà Sesana. Sesana protegge col suo ottimo fisico. Partita molto equilibrata fino ad adesso. Sesana va a lottare come un leone in balaustra. Quel fisico là sposta tutti. Disco che salta più incredibile. Tiro, gol sotto le gambe di Bonsu. Bel gol. Bel gol. Bellissimo gol di Grandelli. Disco che salta e contropiede, ma è un classico in questo campo. È un difetto della pavimentazione. Mi spiace dirlo, ma è così. Però bravo Milano a approfittarne giustamente. Due a 1 per il Milano a 4 minuti e 57 dal termine del primo tempo. 5 tiri a 7 per il Milano. Quindi Brando dietro a gestire il pack, lo dà a Visaiana, che forse è pressato da 2 giocatori, però lo dà bene a giocare Brando. Ancora per Visaiana. Novara scende giù a prendere spazio, va dietro porta a prendersi il pack, è accoppiato con Marchette, lo punta in velocità, torna indietro giustamente Novara, se non ha spazio sul vantaggio è giusto gestirlo anche qualche volta. Qui passa Quartuccio sciolto, sembra non avere pressione. Visaiana pronto a prendersi il pack, no, finta. Torres aveva accelerato come una saetta pensando che Visaiana prendesse il pack e lì bisognava sfrecciare dietro porta Sesana. Buona idea, però Milano è furbo, con un rim va a crearsi una buona azione, ma Albanti è pronto, torna indietro col disco. Marchetta pressato da Quartuccio, ancora Marchetta va a prendersi spazio, Marchetta salta non bene, qui Marquette che regala il disco a Visaiana, che può darlo indietro, lo dà indietro, sbagliato anche male Visaiana. Albanti un dribbling fermato da Brando, ottimo ultimo uomo sempre Brando, veramente bravo. Quartuccio va a prendersi spazio, attenzione che può diventare pericoloso il tiro, fermato dai pattini di Sesana. Ancora Sesana, come ho detto, con quel fisico la sposta tutti, torna indietro. Pack su, indietro per Albanti. Visaiana va a pressare, come sempre, attenzione al disco qui. Coach Cech che chiama il cambio per il Milano. Brutto qui, passaggio in mezzo, è per terra che Livano scivola e Albanti ne approfitta. Bravo qui Albanti, sempre pronto. Fa parte dell'hockey tutto questo. Essere svegli nell'hockey è una cosa molto importante e qui Albanti l'ha dimostrato con prontezza a insaccare il pack.
Dentro quindi la seconda linea per Legnaro, manca solo Sassoli. Quindi no, Sassoli turnover, entra di nuovo Mattia Albanti che farà sicuramente l'ultimo uomo. Infatti, come ho detto, l'ultimo uomo Albanti a tenere Grandelli, è lì che si aggira. Recupera un disco Marquette con i piedi, con tutto, incredibile Marquette. Marquette Mattia, fratello di Gabriele, più piccolo Mattia, di 2 anni. Ma ottima chiusura di Albanti, attenzione, poi se tu tira il volo invece tiro normale, un polso alto a cercare il rimbalzo. La Livanone giustamente ferma il pack. Quindi ingaggio offensivo per Legnaro. Ingaggio in zona difensiva del Milano. Ingaggio vinto da Guerriero. Fa il cambio Marquette Mattia ed entra Ettore Sesana. Sesana va a prendersi velocità e va a puntare Grandelli, 1 contro 1. Lo salta, va a prendersi tanto spazio. Fermato bene da Bellia, il capitano Bellia. Albanti può prendersi un tiro, un passaggio pericolosissimo, attenzione, fallo. Power play Legnaro, fallo di Mariani. Sgambetto di Mariani. Non la prende molto bene Mariani. Mancano 2 minuti e 06 al termine del primo tempo. Time out chiesto da Milano. Diciamo che è un time out più per far respirare le due formazioni, perché qui vedo i ragazzi in campo e mancano 30 secondi di time out, quindi c'era poco da dire secondo me. Qualcosa più di questione di resistenza più che altro, perché qui c'è poco di tecnico. 10 secondi mancano ancora, sono già pronti per l'ingaggio. Si la prende con comodo Bonsu. Giustamente fa riposare i suoi che giocano il power play. Ovviamente devono aspettare che Bonsu si sistemi prima di scodellare il pack all'ingaggio. Mi viene da dire battere il calcio d'inizio, ma qua non siamo a calcio, siamo a hockey ragazzi. Sesana vince l'ingaggio dietro per Marquette, fa la punta. Quindi De Angelis da una parte si gioca a box, ecco, mi sembra strano che De Angelis fosse a rombo di là, essendo destro. Quindi Sesana sicuramente proverà a entrare dentro a questo triangolo difensivo. Ovviamente eccolo qui. Milano, tiro il palo di Marquette. Milano che deve stare molto attenta di Ettore Sesana, ed è un giocatore molto pericoloso. Qui Quartuccio in punta, il tiro sui piedi di Visaiana. Qua c'è il fallo inesistente secondo noi, però Gallivanone che va al cambio per i 5 uomini su ghiaccio, su pista. Scusate. Diciamo che Leo è ancora abituato al suo campionato di ghiaccio. Qui Albanti quando pressa dà sempre la spinta, prima o poi devono fischiarlo comunque, quindi ora se ci penso trovo anche giusto questo fallo, perché Albanti fa sempre così, dal piccolo spintino per far squilibrare l'avversario. Attenzione, 3 contro 3, quindi sarà uomo-uomo. Visaiana andrà a prendersi Sesana che ha il possesso del pack. Quartuccio va a prendersi, penso che vada a prendersi Marquette, esatto. E Torres sarà di Brando. Attenzione al blocco di Torres che
Riesce, vola una stecca di Visaiana. Incredibile. 40 secondi di 4 contro 4 e che mancano Sisana, 40 ottimo secondi. dribbling. Ma c'è Brando che fa fallo. Qui si gioca il 3 contro 2, incredibile. Brando si distende per formare un pack e Sesana cade. Qui non sono d'accordo i giocatori di Milano che fanno gesti di un altro sport, nuoto. Il fallo di Brando. Qui in questione Quartuccio. Neanche i tifosi di Milano la trovano con fischi. Fischi verso gli arbitri. Strano. Succede mai. Qui a rientro di Mariani mancano 32 secondi. Quartuccio deve andare a gestire in 2 contro 3. Ma lo recupera bene anche, Prova il dribbling e tornerà indietro, torna indietro. Quartuccio va a puntarne 3, ovviamente lo perde ma sbaglia qua. Deve tornare indietro. Qui un cross check non visto da parte degli arbitri. Fra 4 secondi dovrebbe rientrare Mariani, ma c'è la parata di Galivanone che ferma il tempo a 8 secondi, quindi rientrerà per 4 secondi Mariani. Vediamo se sarà efficace. Il disco infatti recuperato, può tagliare qua davanti alla difesa. 3 Eccolo contro che lo 3. fa, 2 contro 1, lo sapevo. Tira Quartuccio. Troppo tardi, anche un passaggio ci stava. Finisce il primo tempo e ci vediamo per il secondo, l'inizio, perché dopo dovremo anche a noi giocare, quindi power break. Power break, così chiamato anche sul ghiaccio.
e si riprende con la seconda metà, secondo tempo. Contestato il disco, adesso col Milano, numero 26. Ora riparte con Marquette per i Fox, sbaglia il passaggio davanti forza per il Milano, ma torna di nuovo il Fox per Marquette dietro porta. Per Cesana, attenzione, parte in velocità ma perde il disco, prova a saltare ma non ci riesce. Adesso un altro contrasto, il Milano può ripartire, si sistema dietro porta e riparte. Numero 5 per il 26, grande scambio. 26 che combatte contro al 20. Gigi Torres che prende il disco e gestisce per Marquette. Adesso Ettore per Albanti che ci prova ma non riesce. E tra poco rientra il giocatore del Milano, 4 contro 4, pochi secondi. Attenzione, il tiro e non va, proprio allo scadere del minuti di penalità. Può ripartire il Milano col numero 5, ne scarta 2 ma non riesce. Grande back check da parte di Torres. E così si riparte con Cesana per Torres. E Gabriele dopo il tiro. Riprende il Milano. Prende il Milano con il numero 5 che arriva fino a metà campo ma decide di tornare indietro. Vuole gestire bene la partita. Chiuso da due avversari, il numero 37, allora combatte in balaustra, non ce la fa. Cesana per Albanti, Albanti all'uomo libero anche, non lo vede. Torres, grande combattimento, ma cade per terra, allora il 24 del Milano vuole tirare e arriva il gol nell'angolino, primo palo. Mamma mia, primo palo. Svista, oserei dire, purtroppo del portiere di casa. Non nel senso che gioca in casa, ma anche perché è il Milano in casa oggi, in questa partita. Ma purtroppo gol sul primo palo inaspettato. Ora i Fox dovranno recuperare, c'è un Milano che vuole invece andare nei momenti giusti, non vuole affrettare le uscite. Infatti vediamo che torna sempre indietro a cercare il compagno, ma abbiamo i Fox che sono bravissimi a tenere un pressing incredibile. E così allora Marquette cerca di recuperare il disco e ci riesce per Ettore, per Torres. Luigi Torres dietro porta, da ultimo uomo gestisce. Potrebbe essere un po' il regista della prima linea del Fox Legnaro. Poi arriva Cesana che supera la metà campo ma non ce la fa, è chiuso da 3 giocatori e il Milano ne approfitta per tirare ma fuori. Allora si combatte per il disco con Torres che ne esce vincitore, cerca il passaggio al tiro, arriva al tiro. Albanti sempre in zona, passa dietro e si fa un regroup. Gabriele ne approfitta per cercare il passaggio antiporta, ma non ci riesce. Numero 96, un passaggio arretrato, ma non va a buon fine. Marquette recupera, vuole il drop, ma non ce la fa. Arriva in centro, il tiro e gol di Gabriele Marquette. Incredibile. Che gol da manuale.
velo, incrocio e tiro da distanza ravvicinata a tu per tu con il portiere sotto le gambe. Bellissimo gol. E così si recupera di nuovo pari, come se fossimo all'inizio, come se fossimo 0-0. Ricordiamo la squadra Fox Legnaro ha in questo momento in campo 3 giocatori che hanno esordito in Serie A quest'anno, hanno giocato molte partite. Numero 5 del Milano che controlla il disco a metà campo, passa al numero 12. Gestisce, passa, va dietro porta e vuole continuare a gestire per trovare la situazione migliore. Momento di calma, come si suol dire, prima della tempesta. Infatti arriva il tiro che però Bonsu dice no. Grande Kevin. Allora arriva il passaggio non riuscito per Cesana in contropiede e Marquette vuole il passaggio in mezzo ma non ce la fa. Allora riparte il Milano che non ce la fa e si va di contrasti e rivince di nuovo il Milano il contrasto. Tanti contropiedi oggi. Arriva il tiro che non va, adesso c'è Gabriele Marquette che vuole provarci, non ne riesce a superare. Contrasto molto duro, arriva qualche spinta, ma il disco rimane a Cesana Ettore che cerca di smarcarsi, la passa indietro per organizzare meglio, arriva il cambio. Entra De Angelis, entra Marquette, Mattia, fratello di Gabriele Marquette, entra Guerriero e De Angelis e Sassoli. Attenzione, disco indietro per De Angelis, vuole sistemarsi, allora va su, torna indietro, non vuole rischiare. Vuole gestire, rimane dietro porta. Tanto i tiri alla pari, 11 tiri subiti al Milano e 10 tiri subiti ai Fox e 3 gol, quindi tanti gol per le percentuali di segno rispetto ai tiri in questo sport. E allora riparte, va su con Guerriero che però arriva fino all'angolo e non ce la fa, allora recupera il Milano e di nuovo i Fox con De Angelis che la rivuole indietro per Cesana che è entrato al cambio. Cesana recupera il disco dal Milano dopo il passaggio sbagliato, tira e è fuori. Ora ingaggio in zona d'attacco per i Fox. Non riescono a tenere il disco, il Milano tiene il possesso dietro porta ma troppo pressing da parte dei Fox. Vediamo se riusciranno ad uscirne, infatti esce vincitore Fox che va al tiro davanti porta ma non riesce Torres, purtroppo non uno dei migliori nel tiro. Ma non per questo, meno importante, uno dei migliori difensori della squadra. Passaggio da Cesana per Torres che cadono in zona di attacco, allora si ritrovano comunque in 2 contro 2, Marquette recupera
vuole lo scambio e vuole invece scartare e va il tiro di rovescio. Molto difficile, si vuole complicare la vita. Ora adesso gestisce di nuovo il Milano. Ogni tanto ci prendiamo delle pause caffè. Ora scambi da dietro porta, i Fox che pressano a tratti, sembrano essersi stancati di pressare. E invece riparte il pressing, lo fa uscire da dietro porta, il Milano riparte, supera la metà campo, tira, ma un tiro un po' fasullo coperto da Torres che ci mette la stecca. E adesso Cesana gestisce il disco, supera un avversario e vuole andare al tiro poco dopo la metà campo, ma il portiere dice no. Molto bravo. Abbiamo dei attaccanti in entrambe le squadre con un tiro pazzesco. Ora vedremo come risolveranno. Milano che gestisce come sempre, però i Fox anche loro come sempre al pressing, non lasciano pensare, infatti davanti porta con Marquette, ma non ce la fa e arriva uno spintone da parte del Milano, uno spintone direi arrogante, non necessario. Albanti che gestisce dietro porta, vuole trovare la situazione migliore. D'altronde è una partita molto complicata per entrambe le squadre, molto aperta. Milano che è più conservatore, invece dei Fox che vanno tanto all'attacco, tanto al pressing e quindi rischiano anche di più. Infatti 2 contro 2 non va. Ripartenza del Milano con un bel tiro da davanti alla porta che non va a segno, però adesso Albanti vuole gestire come prima. Marquette dietro la porta, di nuovo anche De Angelis, vanno a cerchio. Anche adesso di nuovo in 2 nella stessa curva, tattica sicuramente del coach Carron, e si arriva col passaggio all'uomo alto che poi arriva Marquette e poi di nuovo il Guerriero che però non riesce a tirare. Ora invece ce l'ha ancora lui, mamma mia, contrasto in balaustra per Albanti contro 2 del Milano. Arriva in soccorso De Angelis che combatte, ma forse di fisico sono maggiori Milano e invece nessuno dei due. Si fischia gioco fermo, disco intrappolato, allora si rete con l'ingaggio. I giocatori ormai direi stanchi, siamo alla meno di metà del secondo tempo, siamo a 8 minuti e 40. Milano che ha subito 4 tiri in più. Ora vediamo Cesana con il cambio linea che va su, cerca superare ma non riesce, allora passa indietro a Marquette che gestisce. Cesana e Torres all'uscita con uomo alto Albanti, indietro per Marquette di nuovo. Con il pressing così del Milano, Marquette può stare dietro porta senza alcun problema. Ora l'uomo alto non c'è più e
Albanti torna su. Dietro porta per Sesana che prende il disco. Ne supera 2. Incredibile! Può andare al tiro e non va a segno col numero 7. Sesana poteva fare il gol di vantaggio superandone 2. Bellissima azione. Rischioso. Era Albanti, vediamo se andrà dietro porta a pressare. E invece ci va Marquette, ci prova. Ci va lui e quasi recupera. Adesso sono in 3 contro 2. Arriva il tiro ma non ce la fa il Milano. E allora si va a recuperare il disco dopo il tiro. Milano che torna indietro col disco. Gestisce di nuovo anche il Milano. Ma sicuramente andranno di nuove impressioni. Fox e Legnaro ormai l'abbiamo capito. La loro difesa è l'attacco. Vediamo se andranno anche questa volta il pressing dietro porta. Molto pericoloso, l'abbiamo visto fare tante volte da parte del Legnaro. A parte sul numero 26 del Milano, va a finire fino alla porta ma rimane sulla fascia. Quindi non risolve granché. Poiché il portiere è anche bello piazzato, Kevin, quindi non c'è possibilità anche rimanendo sulla fascia, facendo tutto il campo. Non c'è molta possibilità. Si ritorna nella metà campo del Milano con un ingaggio. Partita direi molto equilibrata, lo dicono i numeri e lo si vede. Sesana che gestisce. Uno dei giocatori più bravi di questa squadra, più talentuosi. De Angelis, giovanissimo, come Mattia Marquette, anche lui ancora più giovane, con un talento incredibile. Guerriero ci prova, invece recupera il Milano. Allora col numero 37 dietro per numero 13 che non riesce ad andare al tiro neanche a scartare. Allora di nuovo disco per Sesana. Sesana che supera la metà campo, può tirare e tira ma non va a segno. Un altro slap e nulla. Allora può ripartire il Milano con un tiro ma non va. Sesana di nuovo, non va. Allora c'è Marquette dietro che gliela passa e arriva il gol. Arriva il gol, probabilmente l'ha spostato. Potrebbe aver spostato il disco ma l'arbitro dice che non è gol, allora gli crediamo. Va bene così. Va bene così. Momenti di tensione. Si riparte con l'ingaggio nella zona d'attacco. Torres va a pressare. Ci va anche Sesana. Mosse rischiose viste fare tutta la partita. Attenzione, il tiro del Milano che non va. Riprende con Gabriele Marquette che la passa indietro per Ettore Sesana. Due protagonisti di questo match. Sesana che arriva fino a metà campo, cerca di scartare, ormai ci ha provato troppe volte, forse non ha ancora capito che sono livelli troppo alti.
nonostante il talento. Gabriele dietro alla porta dei Fox vuole gestire per Torres. Torres ancora rimane dietro porta. Pressing del Milano permette stare dietro porta. Adesso Cesana per Albanti. Albanti che vuole cercare i compagni ma non li trova. Allora torna indietro di nuovo per Torres. Marquette dopo un contrasto dietro porta. Ha spazio per arrivare fino a centrocampo e poi lo chiudono. Vediamo Cesana se riuscirà a smarcarsi un'ennesima volta. Preferisce passarla ad Albanti che la ripassa per Cesana. Prova il numero avanti porta. Tiro parato. Albanti in angolo. Marquette che cerca di gestire, allora un passaggio alto che non è neanche un flip questo. Fallo per il Milano, grande occasione per i Fox. Fox Legnano che con grande tenacia riescono a resistere e a provarci fino alla fine. Andremo adesso in campo con i due fratelli Marquette, Albanti e Cesana Ettore. Abbiamo in campo 3 giocatori di Serie A, un prodigio della 16, under 16 e 18. Passaggio per Marquette, gli scambi tra fratelli. Si mettono a box, cercheranno i passaggi diagonali. Passaggio per Ettore e Cesana, Marquette, Cesana vuole lo slap, no gol, palo. Si combatte in balaustra, in angolo. Volevano abbracciarsi. Eccoci alla ripresa dopo l'ingaggio. Il giocatore del Milano 26 cerca di scartare tutti ma non ci riesce, allora torna indietro, si fa un bel giro dietro porta e ci riprova di nuovo, tutto da solo e lo perde infatti. Fa da sé, fa per 3, questa volta mica tanto. Ora abbiamo Marquette che prova il tiro ma deviato dalla stecca. Con 1000 possibili passaggi vogliamo andare al tiro, forse non la migliore dell'occasione. Lo slap dopo aver smarcato Cesana. Vuole lo slap anche Marquette, tira di slap, finisce sul guanto, sul guante del portiere del Milano. Tanto manca 27 secondi alla fine del penalty del Milano o alla fine del power play per i Fox. Adesso si riparte con il disco di Kevin, il portiere, che lo dà a Marquette, poi Cesana cerca il tiro, non la migliore delle opzioni di nuovo, e mancano 55 secondi alla fine e sta per rientrare il giocatore del Milano che si mette subito in zona offensiva, ma adesso si combatte per il disco in angolo, forse arriva tanti spintoni e molto combattuto questo disco.
commenti non proprio appropriati dalle tribune. Molto agonismo, molta rabbia tra questi giovani talentosi, tra i migliori di tutta Italia. Riparte il Milano che arriva finalmente a campo, il tiro che non va a segno. Riprende il disco e Fox con Torres che va al tiro, non va a segno, sotto i gambali del portiere, si ferma. Tanti contropiedi in questa partita, in generale in queste finali. Tiro dalla distanza da parte del Milano, ma ormai mancano 10 secondi circa. E allora ci vorranno provare un'ultima volta i Fox con Gabriele Marchette che prova un tiro che non va. Allora c'è Sesana. Adesso di nuovo Albanti che non ce la fa. E allora si va all'overtime un'altra volta, quarta volta oggi, quarta partita all'overtime. Vedremo se si realizzerà il sogno delle squadre nell'overtime o a rigori. E rieccoci tornati a un minuto dalla ripresa. Vogliamo tutti scoprire cosa succederà in questo secondo, scusate, in questo overtime. Ormai la stanchezza si fa sentire non solo negli atleti. Eccoci pronti per la ripresa con l'overtime, 5 minuti. Golden goal, quindi il primo che segna vince. Oppure, in caso di parità anche nell'overtime, si finirà ai rigori dove
I coach dovranno scegliere i tiratori. Discussioni fra arbitro e Gabriele Marchetti intanto. E pronti a partire. Attenzione, e si parte con il 3 contro 3. Cesana che la passa indietro a Torres. Abbiamo in campo Torres per i Fox, Gabriele Marchetti e Ettore Cesana. Gestisce Torres, non vuole rischiare. Vediamo se la sentirà Ettore Cesana fare una delle sue tante giocate e riescono con una grande intesa a farsi smarcare. Grande uscita, grande tiro e ora tocca al Milano. Anche loro vogliono gestire, non vogliono rischiare. Gabriele Marchetti, l'ennesimo pressing in zona avversaria. Che pressing, ragazzi, che pressing. Incredibile questo ragazzo, non finisce mai le energie. E anche nell'overtime vediamo pressing dietro porta da parte di Gabriele Marchetti. Non hanno paura di niente questi ragazzi. Numero 26 del Milano che gestisce. Milano che vuole la vittoria tanto quanto i Fox. Marchetti di nuovo dietro porta a pressare, quasi riesce a prendere il possesso del disco, ma che rimane poi al Milano. Adesso Ettore Cesana vuole pressare e ci va. 2 contro 1 un po' fasullo e poi arriva il fallo per Ettore Cesana. Ettore Cesana che fa fallo in rincorsa in backcheck e così si giocherà 3 contro 2 senza Cesana. Grande rischio, grande rischio. Grande rischio un 3 contro 2, soprattutto senza un giocatore come Cesana. Dovranno cavarsela per ben 2 minuti in 3 contro 2. E allora mette il coach Matteo Carone, mette dentro 2 grandi difensori. Albanti molto versatile, molto versatile, e un Torres che è un difensore nato. Con tecnica di gioco potremmo dire simile a quella di Alberto Zanette della Serie A. Ora disco per il Milano che riesce a vincere l'ingaggio. Scambiano, arriva il tiro ma niente. Di nuovo il Milano. È il Milano che è un po' aggressivo nei contrasti. Continui scambi di disco, passaggi. Devono stare molto attenti adesso. Potrebbe arrivare il golden goal e non arriva. Non arriva. Ancora 1 minuto e 18 di penalty. Entra il numero 98 per il Milano. L'arbitro non aveva ancora alzato la mano, quindi si può cambiare. Milano che ci prova da solo, il numero 26, ma arriva un altro fallo forse? Niente fallo. La porta è spostata, allora si fischia. Si rimane in parità. 1 minuto e 7 di 1 minuto e 7 dallo scadere del tempo della penalità. Attenzione, cerca di tenere il disco Albanti, ma non ce la fa, e allora il Milano ha il possesso del disco di nuovo, 3 contro 2. E arriva il gol e vince il Milano! Vince il Milano, grande tiro da parte del giocatore milanese.
Bel gioco. Bel gioco, bella squadra, entrambe molto, molto forti. Incredibile partita. Non commenteremo le scelte degli arbitri. C'è già abbastanza diatriba. Ora entra in campo per uno dei dirigenti dei Fox Legnaro per calmare il giocatore dei Fox. E allenatore e dirigente dei Fox che si lamentano parecchio. Forse anche la frustrazione della sconfitta. Ma abbiamo visto un grande Milano e quindi nulla da rimproverare a nessuno. Questi ragazzi se lo meritano e quindi i Fox dovranno fare appello a quanto è successo. Ora ci sarà la premiazione del miglior giocatore di ogni squadra. Dopo la premiazione dei migliori giocatori si arriva al termine di questa partita, nonché della diretta. E ultima foto in campo per le due ragazze di queste squadre, Lazzari, Zoe e la ragazza del Milano, portiere. Ci sentiamo per la prossima partita. Speriamo in un clima migliore nel match successivo.